Buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione di oggi del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con un incidente mortale avvenuto a Palermo ieri pomeriggio lungo Viale Regione Siciliana. Una donna di 49 anni sarebbe stata investita dal conducente di un'auto che viaggiava in direzione Catania subito dopo Bonagia. A perdere la vita è stata Rosalia Osman. La vittima era andata a fare la spesa a piedi, abitava nel quartiere Ciaculli, sarebbe stata trascinata per più di 20 metri, violentissimo l'impatto con il mezzo, sarebbe morta sul colpo. Anche il conducente dell'auto killer è stato trasportato al pronto soccorso, ma non sarebbe in gravi condizioni. E rimaniamo nel capoluogo siciliano, dove sempre nel tardo pomeriggio di ieri un altro incidente ha avuto luogo lungo la Palermo-Mazzara, nella carreggiata in direzione capoluogo siciliano tra Isole e Sferracavallo. Protagonisti due mezzi pesanti che hanno causato un ingente blocco al traffico. Gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere i due autotrasportatori coinvolti, ma nessuno dei due pare abbia riportato conseguenze gravi. Per ripristinare la circolazione un mezzo del soccorso stradale è stato utilizzato per spostare uno dei camion. Arrestato Salvatore Lipari, ex pastore evangelico di Marsala, che dovrà scontare una condanna definitiva di 6 anni e 8 mesi per violenza sessuale su alcune ragazze minorenni che frequentavano il suo luogo di culto. L'uomo era irreperibile al suo domicilio, è stato individuato dai carabinieri di Trapani nel quartiere Fontanelle e arrestato. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Marsala nel 2017 e hanno permesso di accertare che Lipari nel periodo tra il 2009 e il 2015 aveva costretto 4 ragazze minorenni a subire atti sessuali, inducendole a ritenere di essere possedute da spiriti maligni e che per liberarsi dovevano sottoporsi a riti liberatori che in realtà erano veri e propri abusi sessuali. I carabinieri della compagnia di Siracusa stanno ancora indagando sulla rapina commessa poco più di un mese fa in località Cassibile da una banda di rapinatori che indossavano passamontagna ed erano armati di pistola. Grazie alle analisi delle tracce raccolte all'interno dell'appartamento dagli indumenti sul luogo del crimine ritrovati, i carabinieri sono riusciti a ottenere alcune informazioni certe. È stato stabilito infatti che i rapinatori erano sia siracusani che catanesi e che parte della rifurtiva che è stata sottratta si trova nella provincia etnea. Le indagini intanto continuano per individuare i responsabili e recuperare il bottino rubato. Questa era l'ultima notizia. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti a mezzogiorno. A più tardi.